Walter nudo, ma è il secondo Cristina giorno. Montefiore. No, una volta dicevi Walter nudo, Basta. Walter nudo ripetuto almeno 3 volte perché rimanesse impresso, Sì. se non ricordo male. Sì. Noi ci conosciamo da 35 anni. Sì, circa. Quindi ci siamo ritrovati qui a Portofino, dove tra l'altro ci allenavamo, Sì. quindi degli allenamenti estremi, perché tu eri un atleta, sei ancora un atleta incredibile e io Ma anche tu. ero un apprendista, apprendista. Adesso invece sei, no? Sei Centrata, sì. centrata. Centrata su i nostri festival. Qui seguiamo quindi Festival del Cinema. E oggi e ieri avete parlato di cinema, abbiamo parlato insomma fiction. Ieri è presentato Mike, no? Quindi questa Mike, la serie televisiva di Mike, sì. Ieri sera c'erano qui il produttore, c'è ancora oggi, Alessandro, e c'era l'attore che è stato straordinario. Io ho visto alcuni pezzi straordinari, veramente molto bravo, un ragazzo molto giovane. E poi c'era anche uno dei figli di Mike, che era Nicolò, che è Nicolò. E è stato veramente molto, molto bello parlare con Nicolò, parlare con loro che hanno spiegato un pochettino come hanno fatto la serie televisiva, ma soprattutto come hanno cercato di rappresentare soprattutto il messaggio di Mike. E Nicolò ha raccontato, tra l'altro la serie televisiva di Mike è tratto dal libro che Nicolò e Mike hanno scritto e poco dopo Mike è mancato. Tra l'altro ho raccontato un aneddoto mio personale con Mike, perché io ho iniziato a fare televisione nel 95, Mike era con Mike, cioè Mike, Corrado, Raimondo Vianello. E quando poi ho iniziato a fare nel 97, se ti ricordi, nel 98, facevo Colpo di Fulmine, e quel programma ebbe un grande successo. E io non mi rendevo conto perché giravo per le piazze d'Italia. Poi c'erano dei momenti in cui dovevamo fare delle telepromozioni, andavamo in studio a Mediaset e lì mi rendevo conto alla gente che era nota, che io guardavo in televisione, no, mi salutavano e riconoscevano il mio nome, Raimondo Vianello, la Mondaini, ciao Walter, ti vediamo, ti vediamo. E dicevo, wow, ero molto emozionato, no? Sai, io sono abbastanza timido, eh. Quindi in quei momenti lì, si insomma, dice timido, si dice introverso. vabbè, La timidezza. io sono l'antica, dico tu. Quello che succedeva una volta, qui stiamo parlando del 97-98, vado a Mediaset e che devo fare delle telepromozioni che facciamo. Entro nello studio, sono da solo, devo andare al camerino per cambiarmi, dove portano tutti i costumi, eccetera. Vado e affronto questo corridoio tranquillo, non c'è nessuno. A un certo punto dall'angolo esce Mike con la cartellina sotto il braccio. Io guardo, panico, ho detto adesso non posso più tornare indietro, ero già a metà del corridoio. Allora la prima cosa ho detto, sai cosa faccio? Guardo se ci sono delle porte aperte, mi infilo dentro prima che lui arrivi. Okay? Tutte le porte erano chiuse. Porca miseria, mi tocca andare avanti. Dietro non posso andare, cioè devo solo andare avanti. Va bene, allora penso, bene, quando arrivi lì, sotto Mike, un metro prima, cosa fai? Ti distrai un attimo, giri la testa dall'altra parte e vedi che e non incroci praticamente lo sguardo. A quel punto, no, io semplicemente vado quindi arrivo lì, a un certo punto metto lo sguardo dall'altra parte e sento, oh, ciao Walter, io mi giro e tutto quello che posso dire è cioè ero proprio bloccato. Quindi questa cosa qui è quella è l'unica cosa. Però mi ricordi, infatti Nicolò, ho detto tuo papà mi conosceva, sapeva il mio nome, ha detto il mio nome. A proposito di mostri sacri della Sì, televisione, i tuoi esordi con Costanzo, al Costanzo. Maurizio Costanzo Show. Sì, tanto tempo fa. Stiamo parlando di 30 anni fa. 30 anni fa. Beh, se conti che io ho 38 anni, 38 anni. Però noi vogliamo sapere cos'è adesso la tua passione, che cosa ti sta portando insomma questa vita, questa un po' nuova vita, ti sei riscoperto. Sempre, questo l'ho sempre fatto, anche perché se non c'è un motivo nuovo per alzarti la mattina è un po' un problema, quindi un motivo, qualcosa che ti fa. Quindi è sempre stato, no, seguire ciò che mi dà passione, ciò in cui credo veramente tanto, è sempre stato, ho fatto l'attore, quando ho fatto il presentatore, quando ho fatto il cantante, quando ho corso in macchina, insomma, tutte le cose che ho fatto. E adesso
quello che è successo, perché 4 anni fa ho avuto 2 ictus al cervelletto e quindi è stato un po' una wake-up call, si dice, no? Una chiamata, e lì mi sono accorto che forse c'era qualcosa in più che dovevo fare, andare un pochettino più in profondità. E questo mi ha portato a scrivere un libro che si chiama La vita accade per te, che grazie a Dio ha aiutato, sta aiutando anche molte persone a capire che sono un po' in una fase di stallo, che non sanno dove andare, che, sai, che può essere in un rapporto, che può essere perché magari la vita li ha colpiti, no, con una malattia, oppure persone che hanno problemi, no, difficoltà finanziarie. L'ho passate, depressione, so cos'è, no, separazioni, so cos'è, bancarotte, so cos'è. Quindi no, fino ad arrivare a rischiare di perdere la gamba destra in un incidente e 2 ictus al cervelletto, un'operazione al cuore. Quindi ho passato tante cose, ho detto ok, fammi mettere indietro, cioè fammi dare che cosa ho fatto, che cosa ho pensato, quali sono, perché sai, quello che ti fa superare un momento difficile è la mentalità, che tipo di mentalità hai, che cosa succede? Perché il campo di battaglia è questa qua, okay? Cioè riprendi possesso, potere di ciò che veramente hai, il tuo tempo. A proposito di tempo, di chilometri, di dove ti troviamo? Ho giro tanto e giro, no, per me girare non è solo, girare è conoscere persone, conoscere cultura, capire, sentire, perché l'essere umano sta perdendo sempre più contatto con se stesso e con la natura. E quindi e vedo sempre più le persone che sono portate dalla tecnologia, da Instagram, dai social, quello che... Tra l'altro tu hai molti follower, sei ormai un influencer. Allora, Ha una tot di follower, ormai è un influencer. Beh, l'influencer è colui che è popolare e il suo modo di essere influenza gli altri. Questo è sempre stato l'influencer, no? Anche Mussolini è un influencer, anche Gandhi è un influencer, cioè influenzano le altre persone. La popolarità che lo fa adesso avviene attraverso la tecnologia, però questa è il punto è dare la possibilità alle persone non di influenzare. Io non voglio followers, se ce l'ho, nessuno gli... Sì, però io non voglio follower, io voglio persone che ragionano con la propria testa. Io non voglio che loro facciano quello che faccio io voglio che loro capiscono cosa è giusto per loro, non per me. Cioè io posso dire una cosa perché è giusta per me, poi vedila tu. Le persone hanno una testa su devono usarla, devono usarla, questo vuol dire per svegliarsi. Questo vuol dire svegliarsi, e a volte svegliarsi costa molta fatica, perché vuol dire anche guardare che tutto quello che stanno facendo devono buttarlo via, tutto, in tutti i campi, quindi è così, è quello che ho fatto io. Walter, noi ti vogliamo al cinema. Ho un paio di progetti, no, questo sì, un paio di progetti che devo realizzare, adesso vediamo di realizzarli nella maniera giusta. Grazie ancora Walter, Grazie. è stato un piacere. Grazie.